Il dottore del Belgio mi stava rilasciando un'intervista e l'hanno censurato proprio un'ora prima, con la scusa che Hazard si era fatto male di nuovo e che Real Madrid aveva fatto storia. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Ah, è uno spritz, amici bellini. Amici bellini, come avete visto dalla mini anteprima, è tornato Antonio Moschella, quindi godiamoci questa intervista. Voi iscrivetevi al canale, lasciate un like preventivo perché non ve ne pentite, perché solo Antonio Moschella dalla Spagna vi può dire come gioca il Granada, quali problemi hanno, come giocheranno, che tipo di formazione. Solamente qua, io ho il dubbio che solamente qua lo trovate, quindi godiamocela, facciamo il movimento... Una cosa. Amici bellini, è tornato il nostro, tra virgolette, inviato dalla Spagna. Per me mi prendo certe concessioni. L'ottimo Antonio Moschella. Antonio, come stai? Tutto bene, buonasera a tutti. Inviato ormai fermo purtroppo da mesi, quindi altro che inviato, Inchiommato in Spagna e noi sfruttiamo questa amicizia, questa conoscenza per sapere un pochino, perché la situazione del Napoli è quella che è, e lo sappiamo, però cerchiamo insomma di proiettarci. Oggi che esce questo video siamo nella vigilia a tutti gli effetti, quindi la partita è domani. Buon martedì a tutti. Antonio, si parla di questo Granada, si parla di 7 infortunati. Che ci puoi dire? Sono infortunati reali oppure siamo tipo a Z Akmar che alla fine era uno e poi erano tutte le riserve? No, allora in realtà sono infortunati reali soprattutto Miglia, Soldato, Luis Suarez, che non è ovviamente il pistolero, Luis Javier Suarez, e Montoro. Sono soprattutto questi qui, secondo me sono i 4 che sono fondamentali per il Granada. Neider Lozano, Chini, un altro Lozano, e Herman sono ovviamente un po' più comprimari. Però per esempio Soldato potrebbe, se ho capito bene, non è, come dire, potrebbe essere recuperabile alla fine. Ok. Io l'avevo chiesto in intervista, ma ovviamente non mi hanno risposto. Comunque per ora non era facile, ma è chiaro che uno come lui che ha curriculum, poi è un personaggio mediatico, l'hanno tenuto un po' tranquillo. Potrebbe anche darsi che recuperi all'ultimo. Fondamentalmente ti dirò, se il Napoli è inguaiato, il Granada lo è peggio, perché veramente gli mancano giocatori fondamentali come Suarez e Soldato che formano l'attacco del Granada. Quindi ti direi che appunto si contano un po' i morti e feriti da entrambi i lati, e ti direi appunto se il Napoli, ti direi forse titolari sono 5-6, Sì. quelli che sono indisponibili. Granada pure ce n'ha più o meno altrettanti, e fondamentalmente vedremo. Secondo me Soldato forzerà per giocare perché è una partita importante e loro in Europa League hanno più da guadagnare di noi, mentre noi abbiamo più da perdere, secondo me. È chiaro, è chiaro. Io guardavo un pochino l'andamento ultimo del Granada, insomma il Granada è ottavo in Liga, però guardavo un pochino i numeri, non segnano tanto, hanno uno score tra gol fatti e gol subiti negativo rispetto al Napoli, che comunque è una squadra che pareggia poco. Sì, alla fine sì, Napoli produce. Cioè. Produce e alla fine non pareggiamo, quindi quando va bene e quando non va bene non va bene. Però insomma il Granada ho visto 8 vittorie e 6 pareggi e poi il resto sono sconfitte. Che tipo di squadra è? Giocano verticale, aspettano l'avversario, giocano a uomo più o meno? Guarda, ti direi che questo Diego Martinez, che ha praticamente 40 anni, è comunque un tecnico molto giovane, ha fatto le fortune del Granada. Secondo me, per quel po' che sono riuscito a vedere ultimamente, lui fa un gioco molto misto, ma soprattutto alterna molti moduli. Ok. 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1, 4-1, 4-5-1, a seconda delle esigenze. Non è, diciamo, appunto un integralista. Mm-hmm. Quindi ti direi che però è chiaro che è un allenatore che ha usato 33 giocatori in tutta la stagione. Sono tanti. Certo. Di cui 6 oltre i 2000 minuti di gioco, 6 più il portiere e 12 in totale con oltre 1000 minuti di gioco fino adesso. Insomma, è uno che ha fatto ruotare, ma ovviamente ha i suoi uomini, i fedelissimi. Sì. Quello che ti posso dire è che ultimamente hanno avuto, secondo me, un calo anche per una questione appunto di uomini. Hanno perso molti uomini. Ovviamente una squadra che l'anno scorso ha fatto l'esploit, quindi ha un 11 titolare molto importante, ma poi gli altri 2 o 3 abbastanza bravi, un po' come il Napoli di Sarri, va? Sì. C'era quei 2 o 3 che compensavano, ma poi il resto della panchina.
Non vincono da un mese e mezzo col Valencia e fondamentalmente hanno avuto secondo me dei problemi legati proprio all'organico, nel senso in cui l'organico è limitato e hanno pochi giocatori di qualità, effettivamente di qualità, però va anche detto che qualche settimana fa hanno quasi eliminato il Barça dalla Coppa del Re. È vero che è stato un bombardamento, li hanno bombardati e hanno fatto 2-0 e il Barça ha fatto 2 gol negli ultimi 2 minuti e ha rimontato e poi ha fatto 5-3 ai supplementari. Però comunque è una squadra che sa reggere l'urto. Adesso bisognerà vedere come arrivano giovedì, anche il Napoli non arriva bene, veramente uno scontro proprio tra falcidiati. Tra sfregiati, sai, quando dico secondo me le due squadre stanno al 50% tra una cosa e l'altra. Sì. Io poi ti direi, io appunto è chiaro che magari in Europa League puoi recuperare la qualificazione al ritorno. Il Napoli secondo me penserà molto a domenica, perché il Napoli ha un'alta trasferta e a Bergamo. È pazzesco, si diceva praticamente tra il viaggio di ritorno, poi hai giusto il tempo di guardarti un attimo negli occhi, fare una sgambatura e poi devi partire per Bergamo, è pazzesco. La sgambata il venerdì pomeriggio, che tu tornerai il giovedì all'alba a Napoli, scusami, venerdì all'alba a Napoli. È vero, è pazzesco. È pazzesco. Controlli Covid, eccetera, eccetera. Anche perché la trasferta... io andrei direttamente a Bergamo, non lo faranno, ma io andrei direttamente a Bergamo. E non hai torto, ti eviti altri viaggi e non hai assolutamente torto, è così. È pazzesco, quindi se considerando anche che l'allenatore utilizza vari moduli che hanno comunque delle problematiche, se vogliamo fare un'ipotesi anche fantasiosa di piano di gioco di entrambe le squadre, probabilmente ci aspetteranno un pochino nonostante stanno in casa. Secondo me invece no, io ho la sensazione che loro proveranno a giocarsela perché comunque sono in casa. Vabbè che non c'è il pubblico, però loro sanno che possono passare il turno solo se ci battono in casa. Secondo me lo sanno che hanno questa opzione per giocare comunque nel loro campo e comunque sfrutteranno il vantaggio locale, che in qualche modo loro hanno riposato di più e non avranno fatto il viaggio. E anche loro sanno che ovviamente, nonostante quest'anno purtroppo chiunque è venuto a scorazzare o quasi al Maradona, è chiaro che loro penso che punteranno abbastanza a fare la partita, anche perché sono una squadra che fa la partita. È chiaro che non sono più la sorpresa dell'anno scorso, certo. Però vabbè, quest'anno ovviamente pagano il doppio impegno, le prime squadre da doppio impegno fanno sempre così. Però è chiaro che secondo me bisognerà stare attenti. Il rebus delle formazioni non è un rebus, è un rompicapo, perché non si sa, in Napoli forse sappiamo qualcosa, ma il Granada ancora non sanno come si schiereranno, proprio per questa questione degli infortunati e di ultimi 2 o 3 che potranno recuperare all'ultimo, certo. E senti, per parlare del Napoli, ti sei fatto un'idea anche a distanza, insomma, di come potrebbe, perché noi abbiamo avuto le dichiarazioni di Gattuso quando dice la Coppa Italia non è una nostra priorità. Non gli hanno chiesto dell'Europa League, ma è evidente che la priorità sia il campionato in questo momento. Il turnover, tu puoi pensare al turnover, ma siamo anche obbligati. Credi che vedremo per esempio l'esordio di qualche primavera? Titolare no, però magari almeno per far fare perché io pensavo parte Petagna, si fa 60 minuti, Osimhen si fa gli ultimi 30. Sì. Ci sta? Certo. O al contrario, via Petagna. Anche no? lui perso. E allora a sto punto ho pensato magari titolare no, ma qualche primavera potrebbe anche giocare. Non è una cosa folle, no? Sì. Fondamentalmente ti direi appunto il Napoli non si sa come si schiera. Poi l'Europa League secondo me purtroppo, avendo la situazione che hai adesso, perché di base se avessi avuto tutta la rosa a disposizione potevi provare, ma per me diventa una priorità quando arrivi ai quarti. Certo. Quando arrivi ai quarti hai 5 partite per arrivare in Champions, fondamentalmente, direttamente, che la vinci e vai in Champions. Oggigiorno con l'Atalanta domenica, che è uno spareggio per la Champions, vero, io non lo so quanto, quindi mi ero anche sfiziato, infatti te l'avevo detto, a ipotizzare alcuni schieramenti. La difesa già sappiamo qual è, perché sono quelli, okay? Quindi Meret, Di Lorenzo e Rachmani, Maximovic e Mario Rui. Poi a centrocampo potresti fare Bakayoko, Lobotka e Fabian, che se Lobotka non lo metti col Granada, quando lo metti? Bravo, oltretutto ha giocato pure il campionato spagnolo, dai. Esatto. E poi quindi Insigne, Politano e in punta Osimhen. Ok. Poi l'alternativa è, se vuoi far magari riposare Osimhen nell'eventualità e metterlo dopo, in attacco Insigne, Politano e Elmas in punta, che ha giocato così
con la Macedonia. Ah, quindi come falso 9 Elmas, io avevo per esempio pensato a Politano, ma avevo individuato l'idea di un falso 9 da adattare. Ma perché Elmas ha giocato varie volte da prima punta con la Macedonia. Interessante. Politano, fondamentalmente, io lo vorrei anche mettere in punta, ma poi a destra chi metti? Sì. In questo momento Politano è l'unica ala destra che hai. È verissimo. L'unica ipotesi potrebbe essere di alzare Fabian, però anche lì... Eppure lì purtroppo sì, non ha il passo, capito, per fare... Quindi credo che un 4-3-3 sarebbero due opzioni queste qua, quindi o falso 9 Elmas, oppure... Però sicuramente io Lobotka io lo farei giocare, perché lo devi far giocare in queste partite qui. Certo, assolutamente. E poi bisogna solamente capire se Gattuso, perché Gattuso ha dichiarato che sia Bobotta che Bakayoko li vede solamente vertici centrali del centrocampo e non li vede come mezze ali, cambiando anche un po' idea rispetto a quando arrivò Bobotta, perché disse può fare anche la mezzala, e quindi capire chi si deve adattare, perché comunque Bakayoko con passo più compassato fare la mezzala diventa un problema. Lo stesso Zielinski qualcuna deve riposare, perché altrimenti certo, fa infortunare anche lui. Idem devo dire anche Insigne, che sta soffrendo, sta giocando sull'affaticamento, quindi veramente stiamo muro a muro con l'ospedale. Esattamente, oppure un'altra, metti Elmas a posto di Insigne, Sì, Politano e Osimhen, e poi fa il centrocampo che abbiamo detto, Fabiano, Lobotka e Bakayoko. ci sta tutta Antonio, bisogna solo capire se Di Lorenzo non anche lui, perché stiamo arrivati a 3000 minuti in campionato e mamma mia. Io infatti le critiche a Di Lorenzo non riesco a fargliele, posso capirle, io non ce la faccio a fargliele perché quel poveraccio sta giocando in continuazione. Che cosa gli vuoi dire? Si può parlare della gestione, ma dare addosso al ragazzo in questo momento è veramente ingeneroso, veramente ingeneroso. Per questo appunto comunque ti dico, io ero convinto, non è che ci vuole un'arca di scienza, però se avessimo vinto con la Juve la svolta ci poteva essere almeno a livello mentale. Ma se c'è stata la svolta, tu provi a fare la tua partita a Granada, e poi per me è fondamentale che vai a Bergamo a fare il risultato, perché è uno spareggio. Se vuoi continuare ad andare in Champions devi fare il risultato a Bergamo e devi far vedere che ce la puoi fare con l'Atalanta lì. E metti già Atalanta... la questione del doppio scontro diretto vinto con l'Atalanta, quindi in caso di... Esatto. E poi conta che l'Atalanta comunque si misurerà, come diciamo noi, no? La palla, perché dovrà andare a giocare con Real Madrid. Vero. Quindi è vero che ha tutta la settimana per preparare la partita, però... l'Atalanta ha dimostrato quest'anno che quando ci sono gli impegni ravvicinati deve fare delle scelte. Gasperini si è preso delle libertà che gli ha fatto perdere punti a inizio campionato, è storia, quindi sì. Quello lo devono fare un po' tutti, no? Quindi insomma vediamo appunto com'è la situazione. È chiaro che non possiamo fare molte previsioni di formazione eccetera. Antonio, io ti ringrazio tantissimo, è stata una chiacchierata più che fruttuosa perché mi ha tolto dei dubbi. Sempre un piacere. Assolutamente. Io poi ti direi, io spero molto che Mertens torni quanto prima e bene. Tra l'altro, parentesi, te lo volevo dire, te lo dico in pubblico, sto provando a contattare da 2 settimane il fisioterapista della famosa clinica di Anversa, non mi risponde mai ovviamente. Il dottore del Belgio mi stava rilasciando un'intervista e l'hanno censurato proprio un'ora prima, con la scusa che Hazard si era fatto male di nuovo e che Real Madrid aveva fatto storia. Okay. Quindi va bene, ovviamente la scusa è una scusa, però il dottore del Belgio, proprio della nazionale, stava per parlarmi, per farmi sapere come stava Mertens. All'ultimo si è tirato indietro perché è stato ovviamente bloccato. È stato un peccato, perché sarebbe stato almeno per avere delle impressioni. Non ti dico che devi fare lo scoop, certo, però l'impressione almeno che ti dica sta bene, sta male. È chiaro che bene non sta, perché sta ancora lì. E poi anche gli assist, perché fin quando c'è stato lui era in top assist in Serie A, e quando viene a mancare lui viene a mancare un pochino tutta l'idea di gioco che Gattuso. Esatto, esattamente. Antonio, grazie infinite, gli amici bellini ti inonderanno di affetto come sempre e ci teniamo sempre aggiornati perché dobbiamo farlo, assolutamente. Certo, ci sentiamo per il ritorno e speriamo bene. Assolutamente, grazie ancora Antonio Moschella. Ciao a tutti ragazzi. Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da sapere solo, non mi ricordo come mi chiamo.